senza. Va ora in onda Sic et Non. Ripartiamo dal buonsenso contro il politicamente corretto di oggi con Marco Tognini. Open Your Eyes, amici di Radio Libertà, aprite gli occhi, com'è un po' il claim della nostra trasmissione, facendo riferimento a questa bella canzone di Sky dei Morciba, esatto, Open Your Eyes, aprite gli occhi, e quindi indaghiamo le notizie della settimana, cerchiamo di andare a fondo nelle cose per evitare il solito indottrinamento da propaganda di guerra, da pensiero unico dominante, da pensiero woke. Questa settimana veramente tanta carne al fuoco. Ovviamente vi ricordo che come sempre potete intervenire in trasmissione per fare domande, per proporre argomenti, per concordare o discordare con quelle che sono le nostre tesi, ovviamente, dando spazio al ragionamento, alla critica e soprattutto, insomma, a un'apertura mentale che dobbiamo un po' reimparare ad usare in quest'era così di schermi grandi e piccoli, di telefonini, laptop, eccetera, di notizie subite e poco ragionate. Quindi intanto grazie per seguirmi anche sui miei social personali, per seguirci sui social ovviamente di Radio Libertà, per i complimenti, per le proposte e che dire, cominciamo subito in pieno con insomma le notizie e i commenti che fanno riferimento un po' all'evento di Berlino, insomma, all'evento di Berlino, che è un evento che spero abbia aperto davvero gli occhi, insomma, nonostante abbiamo avuto qualcosa di simile in Italia e si è parlato di pazzia, si è parlato di tutt'altro, ma evidentemente di episodi di terrorismo islamico, di integralismo islamico, ecco, se non di terrorismo in quanto magari non legati ad a una cellula effettiva terroristica, però legati comunque a queste persone radicalizzate che agiscono da sole, ecco, diciamo che poi la salute mentale di queste persone, diciamo, ci interessa anche relativamente, quanto poi accade il problema, posto che uno che va in giro ad ammazzare la gente sicuramente qualche problemino in testa ce l'ha, insomma, ecco. E la stampa si chiede: il killer di Berlino libero perché immaturo. Ballut voleva arruolarsi in Siria, condannato per pianificazione di attentati, non era in cella perché giudicato da minore nonostante avesse già 19 anni, quindi anche una falla importante in Germania. Per il recupero, come sempre accade, era stato affidato a sono in Germania ma fanno le cose all'italiana, ad una ONG finanziata con denaro pubblico, ONG che diceva di lui: è un ragazzo educato. Ecco, beh ragazzi, se è educato allora va tutto bene, non so. Abbiamo visto che dopo questo episodio al Pride berlinese i progressisti sono riusciti ancora una volta a ribaltare la realtà, no? Ecco, spesso purtroppo se c'è conflitto tra la libertà e quello che hanno nella testa, da una certa parte politica è tanto peggio per la realtà, insomma, no? Addirittura si è dato colpa all'odio cattolico. I rappresentanti della flottiglia hanno detto che la rabbia di Abdul era tedesca, mentre questa attivista delusa, che insomma è passata molto sui social, sostanzialmente ha detto: speravo che fosse bianco, ecco. Però il senso della questione è serio e diciamo queste persone se ne devono fare una ragione, ecco. Cioè, spero che esista ancora il classico bambino che alza la mano e dice: scusate, il re è nudo, ecco, per rifarci alla nota fiaba. Evidentemente così è, così deve essere, quindi guardiamo oggettivamente le situazioni, cerchiamo di trarne un insegnamenti che comunque cominciano ad arrivare, perché trattandosi di diciamo di un attentato in occasione di un Pride,
è uscita questa ricerca molto, molto interessante sul riposizionamento, ecco, chiamiamolo così, delle comunità LGBT o comunque di una buona parte delle, diciamo, del mondo gay, che non si riconosce, diciamo, in questa esibizione a livello di Pride e che soprattutto non tollera la fusione tra la sinistra dei diritti che però sostiene di fatto l'oscurantismo islamico, la Sharia, il velo e tutto questo mondo che, diciamo, partendo forse da quelle lotte, diciamo, potremmo chiamarle, come dire, direi, anticolonialiste forse, insomma, o pro-palestinesi, però è sfociato in un amore, definitivo e francamente, incomprensibile per il mondo islamico, che tuttora, Gaza compresa, gli omosessuali invece li lapida o li getta dai terrazzi. Ebbene, questa ricerca, insomma, valuta come nell'ultimo decennio gli elettori del mondo gay, diciamo, hanno compiuto un significativo spostamento ideologico, soprattutto in paesi forse più maturi del nostro, come Francia, Germania e Regno Unito, e oggi sostengono in maggioranza partiti della destra tradizionale o la destra più sovranista. Negli Stati Uniti questa tendenza era emersa ancora prima ed era stata definita dalla studiosa Yasbir Puar come omonazionalismo, in quanto fenomeno legato anche al sentimento anti-immigrazione diffusosi dopo l'11 settembre del 2001. In Europa il precursore di questa tendenza fu un politico populista olandese, Pim Fortuyn, che mi piace ricordare e ho ricordato spesso anche in questa sede, perché Pim Fortuyn è un po' il padre dei sovranisti olandesi, perché Pim Fortuyn è così la guida, quella che poi ha fatto nascere il movimento di Wilders. Pim Fortuyn, che fu assassinato nella campagna elettorale del 2002, dove lui comunque proseguiva con i successi della lista con il suo nome, assassinato, dicevo, da un militante di sinistra. Fortuyn, che era dichiaratamente omosessuale, professore universitario, ex marxista, quindi diciamo non esattamente le physique du rôle che ti aspetteresti da un diciamo da un naziskin, da un militante di estrema destra, anzi, ma Fortuyn difendeva i diritti, diciamo, conquistati non solo dagli omosessuali, ma in generale i diritti sociali dell'Occidente, e allo stesso tempo si opponeva duramente all'immigrazione e all'Islam, che considerava una minaccia per il liberalismo sociale, diciamo, proprio per quelle conquiste sociali che venivano messe in discussione, che sono state messe in discussione, come chiunque sa, anche vedendo foto degli anni 60 e degli anni 70 del Libano, piuttosto che dell'Iran, piuttosto che dell'Afghanistan. Insomma, ecco, questo è chiaro. In Francia, un recente sondaggio dell'IFOP per la rivista Tétu ha rivelato che Rassemblement National, erede del Front National, è diventato il partito preferito in Francia degli elettori LGBTQ+, in vista delle elezioni presidenziali del 2027. Il partito di Marine Le Pen e Jordan Bardella otterrebbe al primo turno ben il 27% dei voti della comunità gay. Sono 10 punti percentuali in più rispetto a 3 anni fa. Questo sondaggio mostra inoltre una crescente polarizzazione politica dell'elettorato gay, ancora più marcata rispetto al resto della popolazione francese. Aumenta anche l'elettorato, quello islamo-gay della France Insoumise, preferito dal 25% comunque di quella comunità, perché diciamo, come dire, l'indottrinamento insomma è duro a morire, però sicuramente c'è un riposizionamento. Gli omosessuali francesi dunque si spostano verso l'estrema destra e anche l'estrema sinistra, abbandonando sia la destra tradizionale dei républicains, sia il partito socialista, che pure fu quello che legalizzò, vi ricorderete, il matrimonio tra persone dello stesso sesso, e anche tutti quei candidati centristi eredi del macronismo, compreso Gabriel Attal, ex primo ministro dichiaratamente appunto omosessuale.
Il Rassemblement National, osserva François Kraus, direttore del Dipartimento Opinione di Ipsos, conquista gli elettori gay di destra soddisfatti dei diritti acquisiti e al tempo stesso attratti dal suo programma sulla sicurezza. Kraus sottolinea però una differenza tra uomini e donne. Le lesbiche sarebbero più inclini a votare per l'estrema sinistra di Mélenchon, percepito come il candidato più attento ai diritti delle donne. Diritti delle donne poi si intende molto i diritti legati chiaramente anche alla questione dell'aborto, che invece a destra è visto in maniera sicuramente più tradizionale. Secondo Paul Sebille, che è direttore di Hexagon, lo spostamento del mondo gay verso l'estrema destra va spiegato anche alla luce di una situazione economica e di una appunto specifica minaccia alla sicurezza avvertita soprattutto nei centri urbani. Ecco, che poi si minimizzi o si sottolinei, il problema c'è, il problema esiste, e forse gli stessi che parteggiano per l'immigrazione incontrollata devono farsene una ragione e devono, come dire, aprire gli occhi, ecco, per restare al claim della nostra trasmissione. Anche in Germania un sondaggio pubblicato proprio dal portale Romeo ha mostrato che AfD, Alternative für Deutschland, è diventata la prima scelta fra gli elettori gay con il 27,9% delle preferenze. Sul fronte opposto sono i Verdi, che raccolgono il 19,9%. Nel caso tedesco pesa anche il fatto che la leader di AfD, Alice Weidel, sia dichiaratamente lesbica, legata sentimentalmente tra l'altro a una donna immigrata che è Sarah Bossard e madre di 2 figlie. La contraddizione tra la sua vita privata e le sue dichiarazioni più incendiarie certo ha accompagnato la sua carriera politica, come quando affermò che l'immigrazione è fatta di donne con burka e velo, uomini armati di coltello che vivono di assistenza sociale e persone buone a nulla. Ecco, direi che non c'è contraddizione, anzi è un'analisi molto interessante. Nel Regno Unito Nigel Farage, che è noto comunque per la sua linea dura sull'immigrazione, e il suo partito, che è Reform UK, si confermano la prima scelta tra gli elettori gay con il 25% delle preferenze, seguono i Verdi con il 19%, i laburisti con il 18%, i conservatori con il 15%. Curiosamente Reform è anche il partito preferito dalle donne etero. In Spagna invece, secondo un sondaggio di Europa Press, il 60% dell'elettorato gay, stimato in circa 3 milioni di persone, continua a orientarsi verso la sinistra, ma comunque è diciamo in crescita il sostegno a Vox, quindi al partito sovranista per eccellenza della Spagna, che va dal 7 al 9,1%. Anzi, vi fu una dichiarazione famosa di Santiago Abascal, il leader di Vox all'emittente 4, in cui insomma parlava di un momento in cui prima o poi la maggioranza degli omosessuali spagnoli andrà a votare Vox o comunque il centrodestra, essendo l'unico partito che vuole espellere dal paese coloro che vorrebbero in realtà gettarli da un tetto o impiccarli a una gru. Ecco, è una ricerca molto molto interessante, e quindi insomma ne facciamo tesoro per capire come sono gli orientamenti anche nel mondo, così diciamo, del costume e delle scelte poi politiche a tutto tondo. Io vi ricordo che potete telefonare per intervenire allo 02 92 94 72 22. Mi dicono che abbiamo già una chiamata, la facciamo passare subito. Pronto? Buongiorno. Buongiorno dottor Tognini, Lisetta. Buongiorno a lei. Un'altra notizia sulla Francia, dottor Tognini. Prego. Che i social sono vietati agli under 15, cioè la Francia secondo me è un'apripista in Europa. Sì. Ecco, e allora io volevo dirle questo, perché l'amico virtuale, dico io, che non ci lascia mai soli. Oramai, dottor Tognini, siamo ossessionati dal telefonino. Un bene da una parte e un male dall'altra, sempre dico io. Certamente. Alla fermata del bus, sul treno, in fila alla posta, mentre si passeggia, e poi ancora mettendo a rischio la nostra vita e quella degli altri, mentre si guida o si attraversa la strada con il cellulare in mano, a leggere, dico io, o scrivere messaggi o all'orecchio, colloquiando con qualcuno. E allora aggiungo che noi prigionieri per scelta, sopraffatti dai social e tante altre cose racchiuse all'interno del dispositivo. I giovani, dottor Tonini, ma anche molti adulti,
sono quelli più coinvolti. Bisognerebbe far capire loro i rischi che può causare un uso improprio del telefono, con una vera e propria campagna di informazione, ripeto, con una campagna di informazione, che non tutti lo sanno. È vero che il cellulare fa parte della nostra vita quotidiana e lavorativa, ma come, dottor Tonini, renderlo costruttivo e non distruttivo? Io dico, facciamo come la Francia, perché no? Nient'altro, la saluto e buone vacanze, perché penso che sia l'ultima volta. Grazie. Buongiorno. Grazie, allora a risentirci. È un tema importante, interessante. Vi ricordo che quindi il Parlamento francese ha fatto un po' da apripista su questa situazione, approvando in via definitiva appunto una legge che vieta l'uso sostanzialmente dei social network ai minori di 15 anni. È vero che su alcuni specifici social network c'è la possibilità di inserire dei profili protetti, quindi dei profili legati ai minori, che però sono facilmente poi scardinabili. La Francia è un po' il primo paese dell'UE a seguire questa misura, peraltro con identiche proposte anche nel nostro paese e in altri paesi. Diciamo, il divieto scatterà dal 1° settembre, mentre per i profili già esistenti dal poi 1° gennaio del 27. Ci sono regole, ci sono obiettivi, c'è una verifica dell'età che abbiamo già visto poi esiste anche per tutta una serie di siti, per esempio quelli legati ai contenuti per adulti, e ci sono norme comunque specifiche legate alla tutela dei minori, per difendere anche un po' la salute, oserei dire mentale, dei bambini e degli adolescenti dai rischi legati da un uso eccessivo. Ecco, l'uso eccessivo è quello che paventava anche la nostra ascoltatrice. Il problema è sostanzialmente questo, cioè una crescita che sia una crescita ragionata, soprattutto nei momenti formativi, che ovviamente sono i più aperti anche per quanto riguarda ovviamente la fisiologia dell'essere umano, e i più recettivi, quelli che manifestano più curiosità, e che quindi insomma vanno indirizzati verso una formazione completa, e evitando comunque delle vere e proprie dipendenze. Ecco, questo senz'altro. Poi viviamo in un periodo in cui, per esempio, quasi tutti i contenuti non diventano più contenuti acquistabili ma noleggiabili, quindi poi alla fine tu non hai più niente di tuo. Anche questo è un tema, insomma, no? Direi che è una strada da seguire, ovviamente una strada da seguire con grande equilibrio e attenzione, perché è chiaro che poi quando si apre una finestra, diciamo, quando si comincia con un divieto, bisogna evitare che questo divieto diventi poi la scusa per ulteriori pratiche di tipo censorio, come purtroppo già accade in certi paesi, soprattutto nel Regno Unito, dove per un post si può finire in galera. Certo è che serve responsabilità soprattutto da parte di chi comunque vuole esternare, perché se una volta, diciamo, una esternazione stupida si poteva fare nel proprio ambito amicale o al bar, oggi un'esternazione fatta su un social che per sua definizione è pubblico, e tra l'altro salvo poi richieste di cancellazione che sono anche abbastanza farraginose, permanente, insomma, i guai possono seguire, ecco, a queste situazioni. Quindi sicuramente ci vuole più responsabilità. Io ricordo, insomma, anni fa che rispetto ad oggi non si sentiva come diciamo un bisogno, una necessità, il legarsi a certi social. Io credo di essere entrato in Facebook nel 2008-2009, anche per questioni lavorative, perché comunque poi su Facebook ci va molto spesso la politica, per giustamente esternare, per anche andare oltre quello che è il pensiero woke, un certo tipo di censura. Anzi, abbiamo visto come, per esempio, sul negare le censure, sul far passare anche notizie importanti, è servito molto soprattutto Twitter.
quindi un ringraziamento non di maniera va al signor Elon Musk, che nonostante venga dipinto come una specie di demonio, eccetera, è sicuramente una persona che oltre a fare i suoi affari ha dato spazio comunque anche a il dibattito vero, ripeto, sulla piattaforma di Twitter, rispetto anche a la censura che c'è stata ed è stata, come dire, provata in tempo Covid. E quindi cosa dire? Intanto ci vuole, secondo me, una consapevolezza piena dei genitori, perché fare il genitore sicuramente è faticoso, però non hai il diritto, dico io, non hai il diritto di liberarti di un figlio magari che ti chiede, che ti fa delle domande, che sicuramente è vivace, pestandogli in mano un cellulare o un laptop. Perché? Perché non fai il suo bene. Se magari il laptop per un periodo limitato lo guardate insieme e potete vedere, insomma, per imparare la scrittura, piuttosto che per imparare qualche cosa anche di relativo alla nostra tradizione, no, che bello sarebbe se oltre, come dire, alle fiabe, alle solite fiabe, si raccontassero ai bambini anche le storie vere, insomma, un po' di questa Europa, e diciamo l'Odissea non diventasse un film woke, ma per esempio un momento per raccontare ai bambini le imprese, insomma, parlando di dei, di miti, insomma, parlando di tutte quelle situazioni che hanno plasmato anche il nostro essere europei. Insomma, se potete, insomma, ragionateci e magari una sera, lo dico contro il nostro interesse di radio, ma insomma aprite un libro con i vostri figli, con i vostri nipoti, con i vostri cugini, eccetera, eccetera, e cercate insomma di ragionare sulle cose essenziali, perché purtroppo l'essenziale in un periodo in cui tutto è detto, tutto è, come dire, diventa anche pubblico, insomma, rischia davvero di perdersi. E anche tanti momenti molto, come dire, affascinanti, tanti momenti importanti tra un minore e i suoi genitori rischiano di perdersi, perché oggi c'è questa specie di tata elettronica che insomma decide lei, o meglio non decide su che cosa poi mostrare ai giovani. Ecco, questo era quanto avevo da dire. Ovviamente siete liberi di criticarmi e di rispondermi. Intanto però diamo di nuovo la parola alla regia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Hai solo un'ora. Con Vincent. Movie Time. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Bene, rieccoci di nuovo in diretta sulle frequenze di Radio Libertà, 02 92 94 72 22 per intervenire in diretta. Restiamo sul tema insomma di questa convivenza divergenza e di questi tragici fatti appunto come quello di Berlino legato appunto a mondo gay e mondo islamico. È stato completamente irriso, non solo ignorato, ma quindi irriso, l'allarme che aveva portato la Lega su questa situazione, come riporta appunto l'ottimo Fabio Rubini su Libero Quotidiano. L'allarme portato, ripeto, dalla Lega a Bruxelles con una interrogazione alla Commissione europea per chiedere appunto azioni forti contro l'integralismo del mondo islamico, perché poi di questo si è trattato a Berlino, anche se appunto si prova a glissare. Giustamente gli eurodeputati del Carroccio, a cominciare da Susanna Ceccardi, hanno ricordato che c'è una parte di mondo per la quale i diritti delle minoranze non esistono e l'Unione Europea non può e non deve far finta di nulla. Anzi, l'europarlamentare toscana ha ricordato come in Commissione Libe, che è la commissione dedicata appunto alle libertà civili, alla giustizia e agli affari interni, aveva sollevato la questione di questa evidente persecuzione delle comunità islamiche nei confronti del mondo gay. Ne è scaturito un silenzio imbarazzato, ha dichiarato Ceccardi. Anzi, la stessa Ceccardi sarebbe stata contestata dai colleghi che le hanno risposto, aperte le virgolette, che il vero problema per i diritti è la destra, chiuse le virgolette. Pochi giorni dopo sappiamo cosa è accaduto, c'è stato l'attentato al Pride di Berlino. Evidentemente le istituzioni europee, prosegue Ceccardi, si riempiono la bocca di slogan sui diritti, ma chiudono gli occhi di fronte alle violazioni figlie dell'estremismo islamico. Questo è il vero elefante nella stanza. Inseguendo la tolleranza a tutti i costi, anche verso gli intolleranti, stiamo importando intolleranza. Quanto ritenga necessario sospendere i finanziamenti europei a quelle realtà multiculturali che tollerano o diffondono valori contrari ai diritti fondamentali, questa è la richiesta appunto della Ceccardi alla Commissione, e se si intenda promuovere un'analisi sulla diffusione dei crimini d'odio in generale e verso appunto la comunità LGBT. Non possiamo accettare che in nome del politicamente corretto si creino zone di impunità ideologica. Chi sceglie di vivere in Europa deve accettare la libertà personale e il rispetto di ogni individuo, diciamo la nostra più intima civiltà. L'Europa ritrovi dunque il coraggio di difendere la sicurezza dei cittadini senza ipocrisie, che pure sono molte. Ecco, questo è un po' anche il claim, il messaggio che viene dalle istituzioni europee. Ringraziamo il gruppo dei Patriots appunto per questa notizia. Ripartiamo da quello che ha fatto scatenare tutto, cioè il fatto che, come ricorda anche il settimanale Tempi, settimanale cattolico, c'è un vero e proprio esercito di islamisti che la Germania non vuole vedere. In tutto il paese sarebbero oltre 28.000 i musulmani radicalizzati che simpatizzano con i jihadisti, 2.400 solo nella capitale. Abdul Ballout, l'attentatore del Pride, era già stato condannato eppure non era in carcere. Una scelta evidentemente folle ed ideologica, ecco. Si chiede appunto l'estensore dell'articolo Leone Grotti che cosa dovrebbe accadere ancora in Germania perché il fenomeno del terrorismo islamico venisse affrontato per ciò che è, cioè una delle più gravi minacce alla sicurezza del paese. Ballut, ripeto, 21 anni, cittadino tedesco di origini libanesi, non era appena sospettato di essere un terrorista, ma era un musulmano che 2 anni fa pubblicava su Instagram la propaganda dell'ISIS, dello Stato islamico, diciamo, ecco, e che dopo aver cercato invano di unirsi in Mauritania alle milizie appunto dell'ISIS, del Daesh, l'anno scorso è volato in Libano con l'obiettivo di attraversare il confine con la Siria e unirsi ai jihadisti a Damasco.
Questo signore voleva combattere il jihad contro gli infedeli e non si limitava a pensarlo, lo scriveva pubblicamente e faceva di tutto per unirsi alla galassia appunto degli intolleranti. È stato ritenuto troppo estremista anche dal Libano, che di guerre combattute nel nome di Dio ne ha viste fin troppe. Per questo è stato arrestato l'anno scorso, condannato, ditemi voi, a 3 mesi di carcere da un tribunale militare, poi rispedito in Germania. Ecco, diciamo, le autorità tedesche non hanno più potuto ignorare i comportamenti pericolosi e tuttavia non hanno trovato la soluzione. Dopo un periodo di custodia cautelare iniziato nel novembre scorso, a maggio un tribunale lo ha condannato a 1 anno e 10 mesi di carcere, che però non ha sostanzialmente non ha scontato, perché un giudice ha sospeso, ancora una volta un giudice, signori, ancora una volta un giudice, poi andate a votare no perché ci hanno tolto reddito, ecco cosa succede. Quindi ci vuole responsabilità, e chi ha responsabilità per il proprio paese vada fino in fondo, mi raccomando. Ebbene, un giudice ha sospeso la condanna, revocando la custodia cautelare, e in attesa del pronunciamento sul ricorso della procura, pensate un po' cosa ha fatto: ha affidato il giovane alla fuffa dei corsi di deradicalizzazione, che vorrei capire un po' come si svolgono. Ecco, questo sarebbe un approfondimento giornalistico interessante, cioè quando arriva uno di questi, che ha letto, che tutta la sua vita insomma ha ascoltato anche degli imam in un certo modo, che ha appreso da un certo ambiente, che cosa si fa? Gli si dice tutto quello che hai appreso fino adesso è una cretinata, gli si fa il dito minaccino e gli si dice non devi farlo perché non va bene. Cioè, come lo si convince una persona del genere? Non so, cioè, anche perché purtroppo spesso e volentieri, specialmente in questi paesi, la cosa che forse anche più spaventa l'uomo occidentale, cresciuto anche con tutta una serie di garanzie della legge, è proprio, come dire, andare a toccare la vita umana. E invece stiamo parlando di persone che invece, quando si tratta di usare il coltello, il macete, eccetera, non fanno differenza tra una bestiola e un essere umano. Insomma, di queste cose bisogna capirlo, insomma. O siamo davvero circondati da milioni di persone che sono psicopatiche, oppure forse bisogna arrivare a capire che c'è un indottrinamento che va smontato pezzo per pezzo, a cui noi europei non dobbiamo concedere diritto di cittadinanza in casa nostra. Questa è la realtà, diciamo. E comunque, ripeto, il terrorismo sta cambiando e l'ISIS, che esiste ancora, diciamo la propaganda del Daesh, dello Stato islamico, pubblicizza apertamente per compiere attentati l'utilizzo di un'automobile e un coltello più che di un Kalashnikov. Perché? Perché è chiaro, perché si va sempre più verso il caso isolato, che quindi poi all'interno di una comunità, specialmente in un momento magari di forte stress, comincia e fa, diciamo, piazza pulita trovando quello che ha, piuttosto che, anche perché è più mediatico se vogliamo, piuttosto che insomma poi creare qualche cosa che ha bisogno di una sovrastruttura, di un esercito e quant'altro, insomma. Ma qui, ripeto, non si tratta più di cellule, ma si tratta di un messaggio che entra nelle nostre case, nei nostri territori, nelle singole teste di queste persone, e quindi da questo assunto bisognerebbe partire. Insomma, la Germania ne sa qualcosa, perché poi ricordo la strage del 2016 ai mercatini di Berlino, ricordo Strasburgo. Io ero a Strasburgo in quella specifica situazione, come appunto lavoravo ai tempi, insomma, presso il Parlamento europeo. Non ci hanno fatto uscire sostanzialmente per un giorno e una notte proprio per evitare tutto questo. Però dico, come dire, non dobbiamo solo pensare a difendere i privilegiati, dobbiamo difendere la nostra gente e dobbiamo difenderla anche dalla propaganda, dalla contiguità con queste persone. Insomma, ecco, il fatto che il terrorista non fosse in carcere è frutto sicuramente di una scelta folle di un certo tipo di magistratura,
ma è frutto anche di un sistema che si è, come dire, incancrenito, che è entrato nei gangli dello Stato. Perché? Perché è un sistema che si autofinanzia, che drena risorse importantissime, ma lo abbiamo visto persino negli Stati Uniti, insomma, no? Nel Minnesota, dove per una sostanziale piccola immigrazione eritrea, no scusate, somala, hanno creato un sistema che ha drenato milioni di dollari, perfino negli Stati Uniti, cioè nella patria dell'accountability, no? Dei controlli di gestione, eccetera. È evidente che questo male, questo cancro, è un cancro finanziario, è un cancro che è legato alle risorse, è legato al fatto che comunque un certo tipo di cattiva impresa vuole l'immigrato perdigiorno in casa nostra, perché ovviamente senza nessun tipo di titolo di studio, di capacità. Perché? Perché abbassa clamorosamente la capacità dei nostri salari, che infatti dal 2000 non sono cresciuti. Dal 2000, forse a qualcuno si accende la lampadina, dal 2000 vuol dire dalla nascita dell'euro. Quindi l'euro è una grande moderazione dei salari, a maggior ragione in un paese come il nostro che è stato penalizzato nel cambio, e in un paese come il nostro che è stato indicato come un po' la riserva, il polmone dell'immigrazione illegale, come hanno detto anche e confermato per esempio ai tempi di Renzi, Emma Bonino e gli altri, insomma, no? Questo patto sulla pelle dei cittadini di casa nostra, no? Prendetevi gli immigrati, no? Ve li ricordate anche i francesi che a Ventimiglia ce li risbattono in casa? È voluto, è evidentemente un piano voluto, e mi spiace, allora questo lo dico perché è il mio personalissimo pensiero, che le critiche anche giuste, diciamo, ad un governo di centrodestra in carica si dimentichino che l'alternativa non è nemmeno proponibile. Cioè, teniamoceli stretti questi che abbiamo adesso, cerchiamo di migliorarli se vogliamo, cerchiamo di pungolarli, cerchiamo di scegliere magari le persone giuste all'interno di questa compagine, ma l'alternativa è drammatica, perché l'alternativa sono le porte aperte all'invasione. Insomma, è questo sostanzialmente il problema grosso, ecco. E tra l'altro l'hanno capito anche diversi studi. C'è un recente studio, diciamo, anche legato agli economisti americani, che ci ricorda il grande inganno dell'immigrazione. L'Italia in realtà ha bisogno di più idee e più innovazione, non di più braccia. Lo ha detto anche, per esempio, riguardo al Giappone, la premier Takaichi Sanae. Cioè, è importante far crescere, far evolvere la nostra gente, i suoi bisogni, ovviamente sostenere le politiche di natalità, ma intanto non esistono i famosi lavori che gli italiani non vorrebbero più fare. Esistono salari che un europeo non dovrebbe più accettare. Esistono salari che andrebbero sistemati. Certo che c'è qualcuno che vorrebbe, come dire, distruggere il nostro stato sociale o comunque allinearci a quanto decidono in 3 o 4 centrali di pensiero internazionali. Ed è per questo che viene sempre tartassato il ceto medio, perché il ceto medio è quello che, insomma, comunque riuscendo a sopravvivere e ad avere un'esistenza anche abbastanza tranquilla, è quello che pensa, che vota, che dà spazio alle, anche a chi poi si candida, per esempio, ai bisogni, insomma, dei vari paesi. Però queste ricerche appunto lo confermano, insomma, no? Sebbene qualcuno dica che bisogna importare popolazione, ripeto, noi stiamo semplicemente sussidiando quei lavori a bassissimo, diciamo, contenuto intellettuale,
e ci dimentichiamo che l'immigrazione non produce innovazione, diciamo. Ecco, ne parla anche un rapporto di Banca d'Italia del 2025. Gli immigrati presenti nel mercato del lavoro italiano risultano concentrati in maniera sproporzionata nelle occupazioni meno retribuite. Vi ricordate la Merkel circa una decina di anni fa che si era accaparrata subito i rifugiati siriani, quelli sì laureati, quelli sì che magari erano ingegneri o lavoratori specializzati, no? Però sono finiti subito, sono finiti subito. L'81% degli immigrati in Italia è impiegato come operaio contro il 49% dei lavoratori italiani. Soltanto il 64% ha un contratto a tempo indeterminato contro l'83% dei nativi. Appena il 3% lavora nei servizi ad alta intensità di conoscenza. Le imprese che impiegano più immigrati tendono inoltre ad offrire salari inferiori. Il divario nel reddito annuale lordo tra immigrati e italiani raggiunge il 33%. Ecco, anche questo non ci sta bene, non è che noi siamo anti e quindi peggio per loro. Bisogna riportare le regole del lavoro ad una dignità seria per tutti, ovviamente non facendo come i nostri sindacati, come il nostro sindacato, come la Triplice, che ormai da 40 anni ha voltato la testa da un'altra parte. Perché? Perché doveva aiutare le politiche della sinistra o perché i segretari generali, insomma, dovevano finire poi in politica per aumentare poi i propri contributi previdenziali e per garantirsi una vecchiaia, diciamo, dorata. Questo lo dico io. Non siamo quindi comunque davanti a un esercito di lavoratori che trascina l'Italia verso nuove frontiere, ma una forza lavoro inserita nei segmenti anche più fragili e meno produttivi. L'immigrazione non sta dunque correggendo i difetti strutturali del sistema, ma li sta acutizzando, perché permette alle imprese meno innovative di sopravvivere senza investire in formazione, macchinari, organizzazione e produttività, mantenendo artificialmente competitivo ciò che competitivo non sarebbe più. Ne sanno qualcosa invece le piccole e medie imprese che fanno ancora una volta i salti mortali, e ringraziamo chi, come la Lega, ha pensato a loro con la flat tax, tra l'altro con un limite che andrebbe secondo me elevato proprio per farle crescere, diciamo. Ecco, questo è un po' il senso vero della situazione. Questo immigrazionismo comunque ha un carattere profondamente antisociale, anche perché nel nome dell'inclusione sostanzialmente si aumenta un'offerta nei settori nei quali i salari sono più bassi e diciamo la contrattazione più fragile, insomma il ricorso all'irregolarità più frequente e sostanzialmente creando ancora una volta una guerra tra poveri. Come direbbe la sinistra, forse una guerra di classe, perché è quello che vogliono, no? Ricreare una lotta di classe utilizzando l'immigrato, no? Una volta io ho qualche anno e vengo da un mondo in cui negli anni 70, negli anni 80 soprattutto, anche nei 90, comunque prima del 2000, cioè quando il nostro paese era la quarta potenza mondiale e si avviava a diventare la terza, tra l'altro, ok? Ebbene, era un momento in cui l'operaio sognava di far bene il suo lavoro e di risparmiare per poter diventare magari un padroncino, per poter diventare un artigiano che si mette in proprio. Oggi questo comportamento è stato mortificato sia dall'invidia sociale propagandata negli anni, dai governi dei tecnici, da forze come i 5 Stelle che hanno questa invidia sociale incredibile, diciamo, quindi che tende a penalizzare chi è più abbiente anziché a, diciamo, dare incentivi a chi è meno abbiente per diventare più abbiente. Ecco, questo è un po' il problema. Ebbene, quello spirito si è perso. Forse l'ultimo che ha incarnato quello spirito, anche con, diciamo, dosi importanti di ottimismo, è stato Silvio Berlusconi. Diciamo, bisogna ritrovare quello spirito che era proprio di un mondo europeo che vedeva ancora
diciamo, nella crescita e nel sociale, inteso anche come Stato sociale europeo, la parte fondamentale della propria economia, mentre sappiamo benissimo che dopo il Trattato di Maastricht soprattutto si è cominciato a pensare solo ai conti, al 2%, al 3%, a tutto il resto, che ha fatto sballare completamente anche i traguardi della nostra economia e della nostra politica. Ecco, mi scuso se l'ho fatta un po' lunga, spero di aver detto insomma qualche cosa di non troppo banale. Resto ovviamente a vostra disposizione per confrontarvi. In questo momento abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione. Vi do appuntamento sempre sulle nostre frequenze su Sic et Non, e naturalmente seguiteci sempre.